Diamo la parola a Gamberoni Manuela, che ha due progetti. Buongiorno, velocemente il primo progetto di cui sono referente riguarda in Senegal un altro aspetto che si colloca nel più ampio quadro già delineato dalla collega Rosanna Cima. In particolare, in quanto geografa, assieme ad altri colleghi del Dipartimento Tesis, ci occupiamo di migrazione, degli effetti delle rimesse dei migranti. Quindi collaboriamo l'accordo quadro con l'Università di Dakar, in particolare con l'UFAM, che da circa un ventennio si occupa di migrazioni interne e adesso di migrazioni internazionali. L'ultimo progetto che concretamente abbiamo seguito è stato quello di aiutare associazioni di migranti sia nei progetti di rientro sia nell'utilizzo appunto delle rimesse per lo sviluppo territoriale. Questo è un po' il senso di questo progetto. Il secondo accordo e la seconda azione l'abbiamo in Brasile, in particolare nello stato del Piauí, e con una delle università presenti in Piauí, e anche qui ovviamente si tratta di una cooperazione, soprattutto è partita di recente questo accordo, quindi una cooperazione scientifica e culturale. In questo caso siamo sempre nel macro contenitore dei temi migratori, però in questo caso ci richiama quanto il Brasile sta facendo sul tema della formazione alla diversità. C'è tutto un grosso progetto governativo che sta portando avanti appunto la rivisitazione dei programmi scolastici piuttosto che il coinvolgimento delle associazioni formali e informali presenti in Brasile. Quindi con l'università, con UESP, stiamo studiando tutti questi aspetti e interveniamo con le associazioni locali. In questo caso abbiamo uno scambio tra docenti e studenti, quindi noi andiamo in Brasile e poi ospitiamo brasiliani in Italia. Ecco, la stessa cosa avviene anche con il Senegal. Per quanto riguarda poi diciamo, questi due progetti grossi si inseriscono poi in un quadro dipartimentale più ampio che si spinge anche in Nuova Caledonia. La collega, appunto l'antropologa Anna Paini, sta lavorando più o meno insomma, con questo filone con la popolazione caribea. Poi ho detto adesso. No, se vuole la collega parla del progetto del professor Sala che sta mandato materiale ma non può essere presente oggi. Che in parte così risparmiamo tempo. Ecco, parlo a nome del professor Sala del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia. Qui siamo all'interno di una cooperazione scientifico-culturale storica per quel dipartimento e che agisce sempre nello stato del Piauí con un'altra università e che in particolare riguarda l'ECO, costruire interventi in ambito educativo, culturale, sociale, sanitario e territoriale, valorizzando il legame tra le generazioni e la trasmissione culturale delle diverse tradizioni. Anche in questo caso abbiamo comunità locali che sono state in particolare spostate ai loro territori, che quindi necessitano di una rielaborazione culturale e materiale, sia quindi come modelli di vita, sia come modelli culturali di riferimento, e con loro appunto si sta lavorando per procedere in nuovi modelli appunto di villaggio piuttosto che di recupero delle loro tradizioni.